Ciao, cosa fate? Io? A Duma. Acceso, dai, sta funzionando. A Duma! Sta funzionando. Guarda, Duma sì. che gioco fate? Sì. A beccare quello. E perché? Voi non andate a scuola? No. Perché? Perché non ci piace. E che fate il giorno? Giochiamo a beccare questo. Quanti anni hai tu? Quanti anni hai? 13. Che scuola hai fatto? Terza media. E non ci sono andato più. E tu? 12 anni. Non ci vai a scuola? Sono alla quinta. Come? Sono arrivata alla quinta. E perché non ci sei andato più? Perché mi ho messo a lavorare. E che lavoro fai? Barista. Dove? Bar Grande Italia. E in questo momento cosa hai Stiamo fatto? giocando. Se sei andato via dal bar? No, oggi è chiuso. E tu? Massimo Terrasi di Cogliome. Quanti anni hai? Massimo Terrasi di Cogliome. Quanti anni hai? Massimo 4 e 5. Questi bambini li abbiamo incontrati per caso attraversando le vie del centro storico di Agrigento, una parte, per meglio dire, del centro storico di Agrigento. Dalla parte di Santa Maria dei Greci, tra strette viuzze immortalate da Pirandello nelle sue scritture, e che il tempo sta trasformando progressivamente in dirupati dormitori per chi il boom economico ha solo sfiorato. Agrigento, città tra le più povere d'Italia per reddito pro capite, è nella realtà dei fatti l'emblema delle contraddizioni del Sud, derelitto e straccione di tanta letteratura. Agli abituali frequentatori del Viale della Vittoria o della Via Atenea, a quegli esponenti di una borghesia desiderosa di lusso e trompia, come solo sa esserlo la gente ricca del Sud, si affiancano queste popolazioni superflue, il complesso della gente condannata che è la stessa ovunque, ad Agrigento come a Napoli, nei ghetti di Liverpool come a New York. Come ve la passate qui nel quartiere? Che problemi avete? Male. Perché? Perché mi avevano dato la casa popolare e non me l'hanno dato, guarda, vedi? Con 15 punti, con 8 bambini. Ha 8 figli? Sì, 2 sposati e 8 siamo in casa. E la casa di quante stanze è composta? Niente, 2 cattoi, basse, 2, 4. Tu vivi con la mamma? Sì. Non vai a scuola? No, lavoro. Perché? Lavoro. Che lavoro fai? Barista. Quanti anni hai tu? 14. Che scuola hai fatto fino a... Prima media. Terza media, prima media, non ho potuto finire la terza media. Perché? Sì, perché era massaggio di famiglia e la fammi andare a lavorare perché avevo sempre malattie in casa io, mio marito, mio figlio operato. E bisogna avere soldi, di quando che la potevo mandare a rubare. Li lasciava lavorare lì. C'è qualcuno che vi aiuta per, appunto, lei ha detto che aspettate la casa popolare, cosa avete fatto? Ora diciamo, non mi mettete poi queste cose. Perciò abbiamo fatto la domanda e siccome mio marito aveva un pochettino di terra, che era qua a Civia, e abbiamo fatto un magazzino. E facciamo abusivo questo magazzino, super abusivo che hanno visto in casa popolare o mi hanno dato la casa, è questo. Abita molta gente qui in questi quartieri? Vabbè, ora non ci abita perché c'è la casa popolare e nessuno... Siete in pochi quelli rimasti allora? Io e quella signora di là, una mia cognata, nessuno più.
Nel tempo libero cosa fai? Gioco, Come? pallone, Hai molto tempo libero? ma poco. Invece ce lo contasse stamattina, se n'è andata alle 6 stamattina, viene per mangiare sul panino e se ne va già bambino. Ecco, che orari fai di lavoro? Ci vado alle 6, poi vengo all'11 e 12:30 ci vado, sfondo la sera. E smondi la sera a che ora? Alle 9, 9:30, Quanto ti pagano? 170. Al mese? Per fare tutto questo lavoro? Sì, sì. Sì. Ho capito. Dall'alto scendono verso la parte sud della città una miriade di stradine tortuose. Un disegno urbano, o forse sarebbe meglio dire inurbano, assai complesso, fatto di viuzze e di abitazioni semidiroccate, l'una identica all'altra. Quella che è stata la città araba, e che di questa cultura conserva ancora intatti i segni, è ancora il dormitorio della parte diseredata della città. Parlarne in questi termini può suscitare indifferenza oppure irritare. La nostra cultura ha in un certo modo rimosso il problema delle masse emarginate, povere, diseredate, immaginando in un certo qual modo che esse più non esistano, pur sapendolo assai bene, che ciò non è vero. La povertà, le condizioni di vita disperate di certe frange della popolazione non interessano più nessuno, sono considerate come il prezzo da pagare per assicurare il proprio personale benessere. Inoltre, una sorta di rassegnazione, o forse meglio di incapacità e impossibilità a capire, lega alla loro condizione di condannati alla miseria quelle che, citando Bellow, chiameremo anime prese nel vortice. Voi restate sempre qui? Non andate al centro della città? Sì, ci andiamo. La domenica. Che giochi fate oltre a questo? Giochiamo a pallone, nascondiglio. Nessuno vi rimprovera e vi dice di non tirare con le pietre? Eccola là, per caso. Ma nessuno vi rimprovera quando tirate con le pietre? Ad esempio tu hai colpito una macchina tu. I tuoi genitori cosa fanno? I tuoi genitori cosa fanno? Giocano vedevo. E i tuoi? Eh? E i tuoi? Che cosa? I tuoi genitori che lavoro fanno? No, mio padre è morto. Mia madre non lavora. Il centro storico è un pezzo di storia che rimane assorbito nel decadimento fisico delle sue case e di chi vi abita. Va attraversato per intero per essere capito anche nelle sfumature. Basta però percorrerne un segmento per ricavare l'impressione di averne già colto l'anima malata. Ogni cosa sa di abbandono più che di poesia, anche se vi è chi si ostina a credere o a far credere che vi sia poesia in tutto questo. Primigenia purezza, si direbbe, preservazione dei mali del progresso. Di recente si è parlato di un suo recupero, attraverso un piano di ristrutturazione degli edifici cadenti. Ciò dovrebbe riguardare con ogni probabilità la parte che gravita attorno alla via Atenea. Ma il vero problema qui non sussiste tanto nell'esigenza di preservare un patrimonio storico che testimonia l'esistere e l'evolversi della città, quanto in ciò che esso è diventato col tempo e tende sempre più a restare. Il contenitore membrana dei diseredati che, nell'illusione forse di nascondersi confondendosi con il suo disfacimento, sono sempre più andati ad identificarsi con un mondo che piuttosto che vivere sopravvive a se stesso, intruppandosi nell'indifferenza propria ed altrui. Su tutto emerge lo spettacolo di una città che rimuove i suoi mille mali dimenticando una presenza strisciante ma sempre più complessa di emarginazione sociale che passa attraverso gli immigrati di colore per concludersi tristemente nelle popolazioni nascoste di questi quartieri che sempre più si trasformano nel museo delle sue contraddizioni.
Ci troviamo nella necropoli Pezzino dove, come potete vedere attraverso le immagini, fervono gli scavi della necropoli che da diversi decenni è conosciuta agli studiosi di Agrigento e delle cose antiche agrigentine. Gli scavi sono in corso, vedete i diversi operai guidati dai tecnici della soprintendenza portare alla luce quanto è nascosto dentro le sepolture greche. Questa necropoli vastissima ha dato già un elemento di grande interesse all'attenzione degli archeologi. Si tratta della strada su cui noi in questo momento ci troviamo. Forse è un unicum nell'archeologia greca in generale. Questa strada larga, enorme, taglia in direzione est-ovest la necropoli Pezzino e si va ad incrociare ad un'altra strada già scoperta lo scorso anno che ha direzione nord-sud. Quindi un complesso sepolcrale distribuito anche nella intersezione delle strade in modo assolutamente razionale. Le tombe che qui sono state portate alla luce coprono un arco temporale che va dal VI secolo a.C. fino al III secolo. Qui probabilmente sono stati sepolti gli stessi fondatori dell'antica Akragas, ricordiamolo, cioè i Geloi, i Gelesi, che si spostarono verso occidente per dare vita a questa nuova colonia. Le necropoli dell'antica Akragas si dispongono tutti intorno alla cinta muraria della città. Sul lato occidentale, dove la necropoli greca, di età greca, che va dal periodo arcaico alla fine del V secolo a.C. ed è certamente la più notevole, la più consistente, la più ricca. La necropoli orientale lungo le sponde del fiume San Biagio, che comprende le sepolture del periodo ellenistico dal IV al I secolo a.C. e la necropoli poi che si estende nella piana di San Gregorio a sud del periodo romano. Questa necropoli dove ci troviamo è quella Pezzino, quella appunto la più vasta. Quali sono i limiti di questa necropoli che voi già avete individuato? I limiti di questa necropoli danno veramente la sensazione di trovarci di fronte a una delle più estese necropoli della Sicilia greca, un'estensione che può essere confrontata soltanto con quella di Siracusa. I limiti che vanno dalle porte sesta e settime che si aprono sul lato occidentale della cinta muraria sino direi quasi alle porte dell'attuale località di Villa Seta. Professore, le ampiezze di questa necropoli danno la misura dell'ampiezza dell'antica città, della popolazione dell'antica città? Certo, l'estensione, l'imponenza, la perfezione della tecnica costruttiva, la monumentalità e la ricchezza dei corredi veramente ci danno l'idea chiara del livello economico e sociale di Agrigento nel VI e nel V secolo a.C. Certamente è riferito questa necropoli a una metropoli quale fu Agrigento, tra le più importanti assieme a Siracusa della Sicilia greca. Adesso cercheremo di vedere nei particolari, nei dettagli, uno scavo che è in corso attualmente in una tomba che a prima vista si presenta con caratteristiche di particolare importanza. Allora ci dirigiamo verso lo scavo per cogliere eventualmente il momento di una scoperta eventuale. Ci avviciniamo allora allo scavo. Ecco, ci sono i tecnici che sono al lavoro con le cazzuole, rimuovono la polvere che si è sedimentata dentro la tomba. Ecco, c'è una cassetta bianca che copre qualche cosa, c'è il signor Eccelso che fa gli ultimi ritocchi dello scavo. Cerchiamo di vedere adesso nei particolari lo scavo di questa tomba. Dentro lo spazio sepolcrale si trova il tecnico della soprintendenza, il signor Eccelso, che sta ripulendo la parte conclusiva di questo scavo. Affiora già qualche cosa. Abbiamo con noi il professore De Miro che sta seguendo personalmente questo scavo. A quanto pare qualcosa sta emergendo di particolarmente importante, professore. Sì, è senz'altro un cratere attico, ancora non le vediamo, sicuramente è uno di quei crateri decorato a figure nere.
Vedremo nel prosieguo del lavoro che cosa verrà fuori. Certo sarà un bel pezzo, perché gli elementi dell'orlo, dell'Anza sono tali che ci fanno pensare senz'altro a un grosso cratere. Già la struttura della tomba fa pensare alla presenza di un cadavere importante. Sì, è una tomba che si impone senz'altro per l'accuratezza con cui è stata ricavata nella roccia, tagliata nella roccia, le pareti poi accuratamente intonacate. È senz'altro fra le tombe più notevoli della necropoli. Professore, questi frammenti di cratere che già affiorano poi saranno ricomposti nel vostro laboratorio di restauro? Sì, saranno ricomposti e subito anche. Abbiamo una squadra esperta di operatori che senz'altro nel giro di una settimana io penso che il cratere potrebbe figurare benissimo nella vetrina di un museo. Ho visto una particolare eccitazione nel momento in cui si stava scavando questa tomba. Non è molto comune trovare crateri del genere? Guardi, se noi ci riportiamo alla necropoli agrigentina, è un fatto piuttosto raro, perché la necropoli agrigentina è stata sistematicamente saccheggiata nel secolo scorso. Lei pensi che per esempio con quello che è stato saccheggiato nel secolo scorso si è fatto tutto un museo a Monaco di Baviera, il Kleinkunst di Monaco contiene tutta una ricchissima collezione di vasi agrigentini. Ci sono vasi agrigentini tra i più belli fra tutti i vasi attici. Professore, mi scusi, una coppa pare stia affiorando, non so se riesce a vederla dal punto dove si trova lei. Ah sì, cos'è? Una Culix forse? Uno schifos, cioè un vaso per bere in sostanza, sì. Ecco, stava dicendo che è stata saccheggiata nel tempo questa necropoli. Sì, saccheggiata nel tempo, altri vasi oltre che a Monaco di Baviera bellissime si trovano nel museo del Louvre, al British, ma nonostante queste la grandiosità, l'estensione della necropoli è tale che con uno scavo sistematico da parte nostra si riesce a ritrovare anche grossi settori, non dico di tombe di sepolture intatte, ma che comunque contengono ancora non solo i corredi, ma che possono fornire anche notevoli elementi per quanto riguarda la tecnica struttiva delle tombe stesse, l'architettura delle tombe, i dati relativi alle costumanze funerarie, agli aspetti sociali. Insomma, la necropoli di Agrigento ancora ci riserva molte novità e molti elementi per quanto riguarda la ricostruzione della storia antica di Agrigento. Professore, già lei ha pensato ad un'altra esposizione dei materiali scoperti? E guardi, noi negli anni scorsi, proprio mi pare dall'83, negli anni 83-84, abbiamo avviato lo scavo sistematico della necropoli e con quel ristretto lenzuolo di superficie di terreno che abbiamo esplorato siamo riusciti, sulla base delle tombe ancora non violate o in parte violate che sono state ritrovate, a mettere su tutto un museo della necropoli a Villa Aurea, come lei saprà. Anche quest'ultimo materiale di quest'ultima campagna di scavi sarà esposto? Naturalmente, cioè, arricchirà il settore della necropoli agrigentina, anzi penso che questo porrà tutto un problema anche di ristrutturazione del museo anche regionale, perché dobbiamo cercare nuovi spazi. Non è più sufficiente tenere il nostro patrimonio? Certo, gli scavi incalzano, i ritrovamenti si fanno sempre più frequenti e quindi penso che sarà proprio compito del direttore del museo regionale, è vero, uno dei compiti del museo regionale, del direttore del museo regionale, è quello di ritrovare questi nuovi spazi per la fruizione di tutto quello che sta avvenendo fuori da questa intensa attività archeologica che la Soprintendenza sta conducendo in questi ultimi anni proprio ad Agrigento. Come? Ecco, due primi frammenti del cratere che poco fa abbiamo visto ancora sepolto sono nelle mani del professore De Miro. Professore, si riconosce già qualche cosa? Questi due frammenti che ho nelle mani si ricompongono e fanno parte di un grosso cratere, è vero, a figure rosse, si vede una figura di cavallo. Sembra che questo cavallo sia alato, ma le incrostazioni ancora non ci rendono sicura un po' la lettura. È vero, questo cavallo alato sembrerebbe che tenuto per le redini da una figura
panneggiata dalle vesti lunghe, ma ancora siamo con una piccola parte del cratere. Da questi primi dati che datazione possiamo dare al cratere? Diciamo la prima metà del quinto. Quindi 2500 anni fa. Certamente. Agrigento scopre che il suo inestimabile patrimonio artistico-culturale da solo non basta a far decollare il turismo. Una recente stima curata dalla locale azienda autonoma Soggiorno e Turismo mette in risalto come nel 1985 quell'incremento auspicato da più parti non c'è stato. Le presenze di stranieri nella città dei Templi dorici sono sì aumentate rispetto all'84 del 20%, ma si registra un calo del 10% di presenze italiane. Come dire che le posizioni del nostro turismo sono pressoché ferme a quelle degli anni precedenti. In dettaglio, come ci mostra la tabella, nel 1984 hanno soggiornato ad Agrigento 121.666 italiani contro i 109.620 dell'85, una differenza in meno, cioè pari al 9,91%. Diverso è il conteggio degli stranieri, 64.376 presenze nell'84, 77.398 l'anno scorso, con un incremento del 20,23%. Raffrontate le due percentuali, si è avuto un leggero aumento di presenze nell'85, dello 0,53%. I dati fin qui citati riguardano le strutture alberghiere della città. Negli esercizi extra alberghieri il calo di presenze di turisti stranieri è stato del 31,31%, mentre per quanto concerne gli italiani si registra un aumento del 5,70%. La differenza parla di un decremento in totale dello 0,54%, mentre nell'84 c'era stato un incremento dello 0,22%. L'Italia risulta al secondo posto nel mondo, dietro gli Stati Uniti, nella speciale graduatoria di traffico turistico, ma soltanto il 13% di questa massa turistica scende nel meridione ed addirittura appena il 3% raggiunge la nostra regione. Alla luce di questi sconfortanti dati si pongono inquietanti interrogativi. Cosa offre la città al turista che ha già esaurito il giro di visita attorno alle colonne doriche? Mancano le strutture alberghiere, tuonano in molti, specie quelle al mare, fanno eco altri. Ma il problema del decollo turistico è così variegato e complesso che richiederebbe un'analisi più approfondita e dettagliata. Certo è che di riflesso l'economia locale proprio dal turismo non riesce a trarre quei vantaggi che invece dovrebbe. Ma quali sono le proposte avanzate dagli addetti ai lavori? Ritengo soprattutto che manchi la pianificazione del turismo. Noi abbiamo 4 enti preposti al turismo ad Agrigento: Ente Provinciale del Turismo, Azienda Autonoma di Soggiorno, Assessorato al Comune al Turismo e Assessorato Provinciale al Turismo. Io da molto tempo che cerco di riunire tutti questi 4 enti in un tavolo, unitamente all'Associazione Albergatori e tutte quelle che sono le autorità e non autorità preposte al turismo, affinché si possa fare un certo discorso per poter pianificare il turismo ad Agrigento. Credo soprattutto che la situazione di stallo che abbiamo sia dipesa dal non poter offrire al turista qualcosa di veramente interessante su Agrigento, a parte i templi, il patrimonio culturale, artistico, eccetera. Questa è la grossa defiance del turismo agrigentino. Non direi che noi abbiamo una mancanza di strutture alberghiere. Noi abbiamo posti letto sufficienti per ospitare i turisti, infatti i nostri alberghi lavorano in un'occupazione del 50, 60, 40%. Il problema è la distribuzione della provenienza del turismo, che ad Agrigento ne risente in modo particolare
Per questo motivo 3 giorni alla settimana, lunedì, martedì e mercoledì, abbiamo tutti gli alberghi completi. Negli altri giorni siamo quasi totalmente scarichi. Perché questo? Perché a un certo momento i charter che provengono sia da Catania che da Palermo si incrociano ad Agrigento in questi 3 giorni. Ecco, lei mi chiedeva un po' l'aeroporto. L'aeroporto sarebbe una struttura decisamente molto importante. Si è parlato di come poter incrementare negli anni precedenti questo turismo, di come farlo decollare. Qual è la sua posizione, il suo punto di vista a questo proposito? Costruendo l'aeroporto ad Agrigento, in modo da poter distribuire nell'arco della settimana le presenze turistiche, perché noi assistiamo a uno stranissimo fenomeno ad Agrigento. Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì gli alberghi sono stracolmi, mentre nei giorni di venerdì, sabato, domenica e parte anche di lunedì gli alberghi sono quasi vuoti. Allora per risolvere questo problema ci vorrebbe ad Agrigento l'aeroporto o in alternativa i collegamenti rapidi con gli aeroporti. Si parla di un'autostrada che da Mazzara del Vallo va a Siracusa, quello sarebbe un grosso trampolino di lancio per il turismo ad agrigentino. Però ad Agrigento ci vogliono ancora molti posti letto. I posti letto di Agrigento sono insufficienti. Infatti noi abbiamo ad Agrigento circa 1000 posti letto contro i 3-4 mila che avrebbe bisogno Agrigento per portare un certo flusso turistico. La assenza totale delle infrastrutture viarie per la provincia di Agrigento sono determinanti a che il decollo non avvenga così come auspicato ma ormai da più di un decennio. Per fare un esempio, i ritardi programmatici di questo genere, quando si è strutturata la rete viaria autostradale siciliana, Agrigento è stata l'unica provincia che è stata tagliata fuori dalla viabilità autostradale. E questo chiaramente è un documento importante, rilevante come danno per la provincia di Agrigento che voleva sfruttarsi ma sotto il profilo turistico. Ma questo documento non è soltanto per il turismo, questo documento viene per il commercio, l'industria dei primaticci, l'agricoltura, tutto quello. Una legge del 1971, legge dello Stato, approvava e definiva un'area vicino Licata, la piana di Licata, come sede di un aeroporto. Dal 1971 Agrigento, la Sicilia, attende ancora la realizzazione di questo aeroporto. Ecco, infrastrutture di questo genere, come anche quella portuale, che specificatamente per il turismo dovrebbe realizzarsi con il completamento di un'opera che è già iniziata e ancora non vediamo definita, il porticciolo turistico di San Leone. Parlo di porticciolo turistico di San Leone squisitamente per ciò che è turismo, ma parlo anche del porto di Porto Empedocle per il collegamento che nella provincia di Agrigento Porto Empedocle ha sul turismo di Lampedusa e di Linosa. Ecco, il turista deve raggiungere il luogo di vacanza il tempo più breve possibile e con i costi inferiori. Da queste prime indicazioni si deduce come un confronto tra gli organi preposti al turismo sia il primo passo da affrontare nel tentativo di concordare soluzioni valide. Quello della diffusione dell'immagine della nostra città all'estero è considerata una strategia indispensabile per il decollo turistico. A questo proposito, la sagra del mandorlo in fiore dovrebbe costituire il veicolo propagandistico per la nostra città più efficace, ma riesce a centrare questo obiettivo? La sagra del mandorlo in fiore è certamente un veicolo di grande prestigio per la immagine che Agrigento può avere, perché nel campo internazionale la presenza di gruppi folcloristici che vengono all'estero, già essi per se stessi sono portatori all'estero di queste immagini di Agrigento. Questo tipo di pubblicizzazione viene utilizzata anche all'estero stessa dai gruppi stessi che vengono a partecipare qua perché vincono un premio, perché si fanno vanto di questo.
Questa immagine all'estero deve essere certamente potenziata. Il fatto della festa del mandorlo in fiore come momento di pubblicità è rilevantissimo ed è importantissimo, ma deve essere pubblicizzato sufficientemente. Non basta soltanto il fatto che gente sia venuta come gruppo folcloristico, deve essere un momento di pubblicità di questa Agrigento. La programmazione della Sagra del Mandorlo per svariati motivi, sovvenzioni eccetera, viene fatta solo all'ultimo momento, perché se prima non si ha l'ok da parte della regione della sovvenzione non si può far decollare, perciò la Sagra non viene propagandata nel giusto modo sia in campo nazionale che in campo internazionale. La Sagra del Mandorlo in fiore è una manifestazione favolosa, però che a mio giudizio, come è attualmente articolata, porta ben poco ad Agrigento, perché noi in occasione della Sagra del Mandorlo in fiore non vediamo la presenza di tour operator, non vediamo la presenza massiccia di agenzie di viaggio, e chi organizza la Sagra del Mandorlo in fiore deve assumere questa nuova realtà. Insomma, in pentola bollono proposte, innovazioni, suggerimenti, ma nulla di concreto viene fatto. C'è anche chi è pronto a giurare che il turismo, per quello che offre Agrigento, è abbastanza soddisfacente e che non si può pretendere di più. Secondo costoro, i dati del flusso turistico, quelli cioè di cui ci siamo occupati prima, sarebbero sottostimati per ragioni fiscali e dunque l'incremento turistico c'è stato. Resta certo comunque il fatto che i nostri giacimenti culturali, storico-archeologici non sono sfruttati a dovere per quel decollo turistico da sempre agognato ma mai realizzato.